Siamo con Michele Canali, vicepresidente di Ippogroup Cesenate. Michele, colgo l'occasione per presentare, insomma, oggi è stata la prima corsa, era abbinata al trofeo Gentleman for Life. In più volte abbiamo ricordato un importante progetto benefico, quindi chiederei di ricordarlo e poi se ci puoi anticipare cosa succederà verso la fine dell'anno. Sì, questa è stata l'ultima corsa del trofeo Gentleman for Life, che è partito all'inizio dell'anno, quindi è proprio un campionato che finisce con la fine dell'anno, e difatti la finale sarà proprio il giorno 27, dove saranno 2 batterie da 10 e i primi 5 disputeranno la finale. Quindi la classifica è i primi 20. E durante tutto l'anno abbiamo fatto una raccolta fondi per una causa molto nobile, che è la Casa delle Donne per non usare violenza, Onlus. È un tema purtroppo molto attuale, molto critico, e quindi i gentleman hanno corso per una causa veramente importante, e credo che questa, come quella dell'anno scorso che era per i bambini della pediatria degli ospedali riuniti di Ferrara, sia un fine che va perseverato nel tempo, e quindi anche per i prossimi anni. Bene, ringrazio Michele Canali e per ora è tutto.